No, per me, come ho detto quando sono arrivato, è un monumento molto impressionante, è molto, come direi, simbolico e molto suggestivo, e ci ricorda tutto il peso della storia, che in questo caso è un bel esempio di amicizia franco-italiana, perché più di 1000 francesi sono morti in Italia combattendo al fianco dei loro amici italiani, e nell'altro senso in Francia quasi 5.000 italiani sono morti al fianco dei loro amici francesi, e c'è anche l'ossario di Bligny, che è un po' il gemello di quello di Pedroba. Così ci dice molto dei nostri legami di sangue, direi, che non solo soltanto culturali o geografici o storici, ma anche di sangue. Ospitare un monumento di importanza nazionale come il monumento ai francesi per noi è un grosso orgoglio, è un impegno anche perché abbiamo l'obbligo non solo morale di far conoscere chi riposa in questo monumento, per cosa hanno dato la vita, e innanzitutto una preghiera per loro. Spero che questo sia il primo passo per una rinascita per tutti noi, non solo dal punto di vista pandemico, ma anche da un punto di vista europeo. Gli ultimi fatti che hanno coinvolto anche la Francia stessa sta a dimostrare che se uniamo le forze possiamo combattere non solo il coronavirus, ma anche il terrorismo che colpisce i nostri paesi. Guerre molto diverse, battaglie molto diverse, con un nemico assolutamente diverso, ma che richiedono entrambe un grande impegno, un grande sforzo, e soprattutto contengono una grande minaccia per tutti noi. Quindi è chiaro che, come detto prima, poter contare sulla collaborazione, sulla condivisione di valori dei paesi europei, degli altri paesi europei, è una grande fortuna. Sì, questo simbolo che esiste sin dalla prima guerra mondiale è molto importante per tutti i francesi, perché adesso significa che chi viene ferito o ucciso durante una guerra non lascia una famiglia sola e disperata, perché tutto il popolo francese dietro spinge per aiutare queste famiglie, queste persone che sono state ferite o uccise. È un simbolo bellissimo che manteniamo da quasi più di 100 anni. Ogni anno milioni di francesi indossano questo fiore blu, le Bleuet de France, si chiama le Bleuet de France, è, diciamo, una cosa popolare, molto apprezzata da tutti i francesi. Perché, ricordiamolo, era l'unico fiore che si trovava in quel periodo. sì, era l'unico fiore che cresceva sui campi di battaglia dopo i bombardamenti che avevano un po' agitato la terra. L'altro fiore era quello degli inglesi, il poppy rosso, che gli inglesi indossano. Hanno preso quest'idea dai francesi, funziona molto bene anche da loro, e tutti gli inglesi e tutti i francesi indossano questo fiore in questi periodi di commemorazione a novembre, generalmente a novembre ogni anno. Sicuramente sì, lo sta dimostrando il dialogo e non sicuramente i conflitti. Purtroppo, come dicevo prima, nel mondo ci sono ancora di più di 350 conflitti. L'assurdità alle volte della mente umana crea queste cose, che mette in pericolo e in difficoltà la gente più debole e fa pochi forti e porta distruzione e basta. Oggi lo sta dimostrando, come diceva bene lei, con questa situazione del Covid, l'unione addirittura mondiale cosa può servire? Serve per trovare magari delle cure, serve magari per trovare dei vaccini, e solo l'unione può creare la forza, e mai come in questo momento lo dimostra. Ecco, per concludere, io credo che bisogna solo guardare avanti e passare il testimone alle nuove generazioni, spiegandogli che facendo guerre e contrasti non si va da nessuna parte.